Stop ai tamponi gratuiti per tutti. La novità era già nell'aria. Il presidente della regione Veneto Luca Zaia non ne aveva fatto mistero, ma la situazione verificatasi nei giorni scorsi di vero e proprio assalto ai centrotamponi con code e polemiche hanno portato ad anticipare la decisione. Così dalla mezzanotte, con l'entrata in vigore del nuovo piano sanitario pubblico, si cambia. L'accesso diretto, senza se, senza ma e senza motivazione, non sarà più garantito. I fattori quali sono? Il primo è quello che il nostro sistema va in crash. Gratuità confermata per il contact tracing di minori di anni 12 perché deve fare visite a parenti o deve ricoverarsi. Per tutti gli altri varrà l'accordo siglato a livello nazionale con le farmacie del commissario Figliuolo. Il commissario Figliuolo ha fatto un accordo nazionale per 8 euro dai 12 ai 17 anni a tampone e 15 euro sopra i 18 anni. 22 euro invece il costo per i turisti che devono rientrare nel loro paese d'origine per chi è da fuori regione. Una questione di costi ma anche di sforzo di personale impiegato, medici ed infermieri per una macchina complessa che è quella della sanità. Dagli ospedali dobbiamo distogliere una massa di personale da paura che si va a sommare all'altro personale che è quello dei centri vaccinazione. Vaccinazioni che non si fermano nemmeno a Ferragosto con almeno 1 milione di dosi a disposizione. Il Presidente rinnova l'appello ai veneti ricordandone l'importanza e il valore. L'appello è che chi vuole vaccinarsi nella totale volontarietà, libertà, poi ognuno fa quello che vuole, si sappiano che ci sono i posti. Non attendete settembre, ottobre perché poi finisce che ci sarà il caos. Se gli ospedali hanno un coefficiente di occupazione del 2%, lo si deve, piaccia o non piaccia, ai cittadini che si sono vaccinati.